Sono Vianeo da Mestre, autore di numerosissime imprese, tra cui ad esempio scastrare 2 vulcani senza romperli entro la terza biastema, prendere un numerino al supermercato senza srodolare tutto il nastro, parcheggiare al distributore di benzina dal lato giusto del serbatoio al primo tentativo. E oggi vi porto con me a Super Survivor! Super Survivor! Esiste un luogo dove l'uomo non è più un predatore. Nutrie, mussatti, temibili fenicotteri, pensionati pescatori, un ecosistema spietato, ostile, selvaggio, ma anche incantevole, affascinante, unico. Mi trovo tra la spiaggia e la laguna del Mar Adriatico, quello tra l'Italia e l'ex Jugoslavia. E oggi proverò a sopravvivere senza un riparo per ben 37 minuti. Ma come costruire un riparo? Se solo trovassi un bastone e della sabbia potrei costruire una banca intorno a me. Ma prima di cercare un riparo ho bisogno di proteine, procacciarmi del cibo. Potrei cercarlo verso nord, sud, ovest o est, ma forse quel che cerco neanche c'è. Wow. Oppure potrei andare verso il mare, ma che voglia di arrivare lì da te. Il cibo che sono riuscito a procacciarmi non è abbastanza. Potrei cercare... Nicolas, guarda, vedo delle assi di legno che sostengono un piano. La tavola! Con una donna autoctona in livrea. La cameriera! Seguimi. Vedo che porta un contenitore di argilla con un trionfo di semole e tuorli stesi in lunghe falde. Che tagliatelle! Sono le tagliatelle di nonna Pina. Un pieno di energia, effetto vitamina. Mangiate calde col ragù. Vieni Nicolas, affrontiamole. E alla fine ce l'ho fatta! Sono sopravvissuto in questo ambiente ostile per 7 ore e 40, di cui 7 ore a digerire sto piatto di tagliatelle, ragazzi. Sentite! È arrivato l'elicottero, è ora di tornare a casa! Alla prossima puntata di Super Survivor!